Dalle macerie alla bellezza, oggi abbiamo voluto dedicare una giornata proprio a questo tema, proprio per offrire al visitatore, in questo caso oggi agli escursionisti Visita Agrigento, quella che è la bellezza di questo luogo attraverso una passeggiata che hanno fatto tra i ruderi e una degustazione delle nostre eccellenze, olio e vino. E noi abbiamo detto più volte, lo ribadiamo, su questo luogo abbiamo buttato il cuore, abbiamo investito in questi anni, lo abbiamo recuperato. Ci sono partiti i lavori, la seconda fase dei lavori per la Chiesa Madre, e su questo luogo stiamo scommettendo il futuro della nostra terra e il futuro di Montevago. Sicuramente in pieno inverno e in questo clima che è così suggestivo, chi arriva ne rimane affascinato. Ecco, noi vogliamo che chi viene a Montevago ricordi Montevago non solo per il terremoto, ma per quello che ha rappresentato il dopo anche, quindi la nascita, la cultura e la bellezza. Sta funzionando moltissimo perché accanto alle terme, che è l'altra eccellenza che abbiamo sul territorio, chi viene qui ora sa che c'è un sito da visitare, una buona cucina, e nello stesso tempo questo sito per chi arriva, abbiamo scoperto, rimane colpito e affascinato perché magari non immagina di trovare un luogo che oltre alla memoria dà anche una serenità, una bellezza, e su questo, ripeto ancora una volta, noi attraverso i percorsi visivi, attraverso il recupero della Chiesa Madre e attraverso altri lavori che vogliamo fare su questo luogo, vogliamo restituire non soltanto a chi oggi vive a Montevago, ma alle generazioni future e al turista che arriva da fuori una bella carta di presentazione. E oggi siamo a Montevago, finalmente una bella passeggiata tra i ruderi per conoscere la rinascita di queste macerie a 55 anni dal terremoto. È un'esperienza che sarà comunque condivisa nel nostro sito internet con i nostri tour operator, in modo tale da poter proporre questa passeggiata anche a turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, far conoscere quello che è stato, ma quello che è adesso, i progetti in corso, la ricostruzione della vecchia Chiesa Madre, il murales di Ligame e tante altre bellezze che sono presenti in quest'area. Siamo a Montevago, sulle colline di Montevago, siamo produttori di olio extravergine d'olive e monocultivar di nocellara delle Bere. Siamo la terza generazione di olivicoltori per passione, che oggi è diventata una professione, un mestiere che cerchiamo anche di tramandare ai nostri nipoti, ai nostri figli, per dare una continuità al lavoro che stiamo facendo attualmente. Ci proponiamo di offrire praticamente a una clientela internazionale, cioè quindi Stati Uniti, Nord Europa, una giornata di esperienze che noi abbiamo definito un po' una valuable experience. Queste visite che proponiamo quindi come esperienza dell'olio, dove praticamente diamo la possibilità di raccogliere le olive, toccare le olive con mano, simulare una raccolta manuale con le ceste, e proporre anche una raccolta meccanica con gli abbacchiatori elettrici, per poi passare praticamente quindi alla degustazione di prodotti tipici in abbinamento all'olio, e poi ad una tasting class a tutti gli effetti, dove proponiamo la degustazione di olio guidata del nostro olio, ma anche giustamente in comparazione con altri oli difettati o meno da diverse cultivar, per farne capire un po' le differenze tra una varietà di oliva ed un altro. Oggi il mondo dell'olivicoltura è molto vasto, molto ampio, inizia a essere di più interesse per la clientela, e quindi diventa anche un prodotto da saper abbinare con le diverse pietanze sia al ristorante che a casa.